Bentrovati, buona giornata dalla rassegna stampa di TG Plus, sezione trevigiana. Qui andiamo a vedere l'urlo delle mamme davanti al tribunale sotto il titolo della Tribuna di Treviso e poi la corsa alle vacanze estive, mesi per la carta d'identità, per non parlare dei passaporti. A Treviso appuntamenti per il rinnovo fissati per fine ad agosto, a Conegliano da novembre è un bisi del caso passaporti. Zero Branco decide di aprire l'anagrafe di notte. D'altronde il documento per uscire serve e qui bisognerà fare gli straordinari. E vediamo un pochino, si parla ancora di incidenti stradali. È un poliziotto la prima vittima della pedemontana, al Tivoli era in sella a una moto dei vigili di Roma. Questa è una notizia purtroppo di cronaca che occupa una fetta della prima pagina del giornale, ma è una notizia di quelle che non si vorrebbero mai dare. All'ospedale Caffoncello pronto soccorso dalle 18:30 all'ortopedico solo per le urgenze. Vediamo altre notizie di Spalla, Vedelago, i giustizieri, altre 7 vittime denunciano una rapina. Si parla di quel casolare dove ci sono 3 ragazzi coinvolti, ne abbiamo scritto anche noi, poi magari lo vedremo nella nostra pagina. Tornati in azione i sabotatori delle Treviatrici, questa è una faccenda che va avanti da un po' di tempo e riporta sul giornale anche la Tribuna di Treviso, un guaio che d'estate comincia, era già successo in passato, adesso hanno ricominciato a dar fuoco alle Treviatrici. Questi non si sa chi, probabilmente insomma, verranno pizzicati perché sono tenuti d'occhio. Dal tribunale marito e suoceri schiavizzano una infermiera e vanno a processo. Sul Gazzettino invece, madri gay, l'Italia ha ragione, la Corte Europea dei diritti, giusto non iscrivere i figli nati con utero in affitto, ma sì all'adozione. La ministra ora sanatoria per i bimbi di coppie homosex, e a Padova 2 manifestazioni. Una fotonotizia con una bella foto tra l'altro di Ilaria, che però le accuse contro Ilaria: voleva fumare hashish, sapete che insomma in Arabia non si può fare e lì scattano i guai. Questi sono i motivi per cui poi è stata trattenuta. Mascherine, arrestati ex deputato e ex capo dell'Agenzia delle Dogane, lucrarono sul Covid e finiscono nei guai. Il Gazzettino dà spazio anche ai 2 ragazzi che hanno sparato alla prof, 9 in condotta, l'ira del ministro, si è incazzato pure lui. L'insegnante dice uno schiaffo morale, ma la pagheranno. Sapete che l'insegnante poi se n'era andata, aveva deciso di mollare la scuola. E promossi il ministro avvia verifiche. Val di Tara diseducativo il governatore, la scuola ha avuto poco coraggio. Si parla ancora di quei ragazzi che hanno sparato alla prof. Era giusto bocciarli, ho quasi perso un occhio, sono le dichiarazioni della professoressa. Però c'è anche chi dice che a 14 anni si può sbagliare, chi lo merita va promosso, cioè se i voti sono buoni, c'è anche chi dice questo. Sì, però è un bel dibattito, comunque è un bel dibattito. Diciamo che anche perché aveva una media molto alta, da quello che si sa, una media alta intorno all'8, quindi come fai a bocciare uno che ha una media all'8 e poi per una 7 in condotta? Sarebbe da discutere parecchio. In concorso la trevigiana scelta tra 22.000 candidati nella fotonotizia. Giulia, l'italiana testimonial della felicità per la Finlandia. I grandi concerti, vertice sulla sicurezza. E altre sono notizie, sono bambini non numeri. Oggi il corteo delle mamme a Padova, se ne è parlato ancora, e trovati 6 evasori al giorno. Il record è quello dei bonus edilizi. Sulla pagina di Notizie Plus di Treviso, la Lega sulle
sulle carceri, il governo risolve la carenza di personale, 9 nuovi agenti a Treviso. Conte dice più sicurezza in città. Vedete che anche qui, come ne dicevo prima, si aggrava la posizione dei 3 giovani per il rapimento di Vederagus e spuntano altre vittime. Sono altre 7 le vittime che spuntano, e poi la delegazione thailandese in visita a Venezia per conoscere le politiche per il lavoro del Veneto. È tutto anche dalla pagina di Treviso.